Niente consiglio comunale questa sera invece a Portogruaro, tutto è rimandato alla decisione del TAR sulla sospensiva chiesta dal sindaco Bertoncello e intanto la discussione si anima a Portogruaro con Rosario Padovano. Nel Veneto c'è il capogruppo del PDL a Portogruaro, Riccardo Rodriguez. Le ultimissime allora, grazie. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Riccardo Rodriguez, capogruppo del PDL in questo consiglio comunale che ancora non sa da fare, sembra un consiglio comunale dato al Manzoni, consigliere Rodriguez. Sì, sembrerebbe così, ma ormai il 15 sapremo effettivamente come ci esprimerà il TAR e quindi il panorama sarà più chiaro, anche se per noi è già chiarissimo, tanta e tale è la chiarezza della legge, insomma, quindi pensiamo assolutamente che il TAR ci possa dare ragione, quindi potrà non concedere la sospensiva al sindaco Bertoncello. Ecco, ma secondo lei, alla luce anche di quanto è successo a San Michele al Tagliamento, è possibile stabilire che ci sia un nesso tra la magistratura e una parte politica? Beh, certamente, perché sicuramente se il TAR darà ragione a Bertoncello, sicuramente partiranno inni a favore dei magistrati perché sono di sinistra e quindi sono con loro. Se così non fosse, come secondo loro è successo quando si è espressa la Commissione Centrale Elettorale, si vorrà dire che il magistrato è stato poco chiaro nel giudicare. Secondo lei si tornerà al voto dunque? Credo che questo sia il percorso che tutti i cittadini aspettano, in quanto ormai è un teatro questa vicenda, dentro la quale il sindaco Bertoncello sta facendo la prima e unica figura da vittima a sacrificare. Scusi il disturbo e la domanda, ma secondo lei, alla luce di quanto deciderà il TAR, quando verrà poi convocato il Consiglio Comunale? A fine luglio, a fine agosto, a Ferragosto? Se è chiaro che se il TAR dovesse esprimersi a favore del sindaco Bertoncello, noi saremo pronti a fare controricorso al Consiglio di Stato e quindi si allungherebbero ulteriormente i tempi. Con le spese che rappresenterebbero un aggravio sui cittadini? Io mi auguro che queste spese vengano sostenute dalle liste, quindi non dai cittadini. Ringraziamo dunque Riccardo Rodriguez, la linea alla redazione centrale, grazie. Grazie Rodriguez, grazie a Padovano.